Vediamo un ritorno della geopolitica, vediamo relazioni più conflittuali, sanzioni alla Russia, e le minoranze nazionali diventano un po' un ostaggio di questa politica plurinazionalizzata. Quindi è importante intervenire per meglio identificare quali sono i ruoli dei paesi dove le minoranze risiedono, che hanno ovviamente la responsabilità della gestione delle politiche di tutela delle minoranze per preservarne l'identità, per preservarne il patrimonio culturale e linguistico, ma anche vedere quali sono le potenzialità ma anche i limiti dell'intervento dei paesi di riferimento etnico, i paesi cui la comunità, la minoranza guarda al di fuori del confine del paese dove risiede. Spesso c'è un abuso nel ruolo dei paesi esterni e quindi questo convegno, che è un convegno a cui partecipano esponenti di alto livello dei paesi dell'OSCE, dall'Asia centrale al Nord America, dovrebbe aiutarci a concordare dei principi chiave che sono i principi poi contenuti nelle raccomandazioni di Bolzano, quindi rivitalizzarle e guardare ad esse alla luce delle nuove sfide. Questo è anche un momento interessante perché, come ha ricordato il sindaco di Udine, l'Italia non ha ancora ratificato la Convenzione sulla tutela dei linguaggi minoritari, la Convenzione del Consiglio d'Europa. È una buona occasione per ricordare anche al nostro Parlamento che è importante fare dei passi concreti per proteggere questo diritto delle minoranze di mantenere viva la loro cultura. Ma abbiamo anche un nuovo tipo di minoranze, quelle che si chiamano le nuove minoranze, che non hanno in realtà una definizione precisa e che sono le minoranze che escono dai movimenti migratori degli ultimi anni. E in qualche caso abbiamo visto per esempio il ruolo del governo turco in relazione alle proprie comunità in Germania o in Olanda in occasione delle elezioni e i problemi che questo crea, o i problemi le difficoltà di integrazione di alcune comunità, specialmente islamiche, in paesi occidentali come il Belgio, la Francia, la Gran Bretagna, che se non gestite portano a un isolamento delle comunità di migranti, a una loro chiusura, a una loro radicalizzazione e in qualche caso generano terrorismo. E quindi il problema dell'integrazione è ancora più acuto in quei paesi e va discusso, va esplorato. Stiamo lavorando adesso su un nuovo set di raccomandazioni che guarderanno un po' i media nell'era digitale e quindi i social media e anche questo l'uso. Ovviamente è un settore molto più complesso, molto più delicato, ma in certe zone vediamo che quando parliamo di interferenze dello Stato di riferimento della minoranza, in alcuni casi lo vediamo attraverso i media. E quando i media vengono da alcuni definiti come un mezzo non convenzionale di arma usata nei conflitti, vediamo che influenzare le minoranze attraverso l'uso dei media, attraverso messaggi che sono in contrasto con quelli che vengono promossi dai media nazionali, crea divisioni nelle società. E quindi di questo ci vuole prima di tutto una comprensione del fenomeno e poi una strategia condivisa internazionale per affrontarlo, e questo è uno dei temi scottanti che abbiamo sul tavolo. Le minoranze nazionali storicamente consolidate hanno un tipo di priorità, fondamentalmente a partire dalla preservazione della loro identità etnica, linguistica, culturale, mentre i nuovi gruppi migratori in arrivo hanno priorità diversa, che è soprattutto quella di essere socialmente integrati nella società in cui iniziano a vivere. Le minoranze nazionali sono già integrate, fanno parte del paesaggio, mentre le comunità migranti devono affrontare queste integrazioni per prime, e penso che la grande maggioranza degli sforzi debba essere posta su argomenti come l'educazione linguistica, la sensibilizzazione culturale e la ricerca di posti di lavoro appropriati per queste persone.